Eccoci qua, una buona serata a tutti voi telespettatori a casa e benvenuti a questa puntata di TV7 Match, una puntata che sarà articolata come sempre tra storia e attualità. Questa sera in particolare, Ermanno, abbiamo una figura importantissima in apertura di trasmissione, ma poi parleremo di un problema altrettanto grave. Che fa parte della storia dell'Italia, anche se recente, cioè il fallimento, diciamo, di due banche che hanno trascinato nella miseria la modica cifra di 200.000 persone. Pochi hanno difeso queste persone e ancora adesso non se ne parla abbastanza. Il fatto che ci porta a parlarne di nuovo è il fatto che è andato in prescrizione il giudizio penale di chi è responsabile di questo disastro. Si sono palleggiati la giustizia tra Roma e Treviso e così i termini sono scaduti e la gente è stata assolta. Ne parleremo meglio più tardi perché credo che ne valga la pena. Uno di questi birichini, diciamo che si è salvato all'ultimo momento, chissà, non si sa perché, è un certo Bruno Vespa, parleremo anche di lui. Certo. Adesso invece parliamo di una ricorrenza storica di cui abbiamo già parlato precedentemente, parliamo di Enrico Mattei. Enrico Mattei è un personaggio unico nella storia italiana, non viene ricordato sufficientemente perché non si capisce per quale motivo. Dovrebbe essere studiato a storia perché è uno dei personaggi che ha, dopo la guerra, e diciamo che noi la guerra l'abbiamo persa 2 volte, in una crisi totale dopo essere usciti dal conflitto, Mattei riesce a riattivare l'economia. Ma Mattei non è un genio, non è un premio Nobel, non è uno che ha fatto gli studi elevatissimi, è uno però che ha fatto il partigiano e che è impegnato ed ama molto l'Italia, a differenza di molti altri che dicono di farlo e invece in realtà non lo fanno. Allora questo è il momento di parlare di Mattei perché Mattei ha dei meriti e proprio per questi meriti che lui aveva viene sacrificato dalle cosiddette 7 sorelle. Ma vedremo meglio chi era Mattei, soprattutto per esempio i suoi rapporti con John Fitzgerald Kennedy, una delle cose che poco si sa. E abbiamo con noi degli esperti, qualcuno che ha lavorato naturalmente a Leni, poi abbiamo anche altre figure importanti che adesso tu vai a presentare. Certamente li presentiamo per i telespettatori a casa. Questa sera abbiamo con noi in studio l'ingegner Vincenzo Di Tella. Buonasera ingegner Di Tella, appunto un ingegnere esperto in tecnologie marine, offshore, e lei ha lavorato per molti anni alla Tecnomare, quindi un'azienda che era collegata all'Eni. Saluto in collegamento il professor Andrea Rossi. Buonasera professor Rossi. Buonasera a voi. Buonasera a voi. Grazie di essere collegato con noi, un ricercatore di storia all'Università di Ferrara. E saluto in studio il professor Ferdinando Meacci. Buonasera professor Meacci, grazie anche a lei per la sua presenza, docente di economia politica. Già docente di economia politica all'Università di Padova. Bene, con voi cercheremo di ricostruire, di presentare al pubblico a casa questa figura, una figura, come diceva giustamente Ermanno, importantissima e anche una figura che è poco conosciuta ed è stata forse anche poco valorizzata, Ermanno. Non si è dato il giusto riconoscimento? Sì, il giusto riconoscimento di quelle cose che lui ha fatto e l'ha fatto con generosità. Un uomo che ha girato miliardi di lire dell'epoca, parliamo degli anni 40-50,
che è partito da sotto zero, cioè senza nessuna risorsa economica, anzi doveva mettere in liquidazione una società fallita, invece decolla attraverso una serie di atti coraggiosi e soprattutto si circonda di persone valide e apprende da queste persone valide la possibilità di sviluppare quello che sarebbe stato il futuro dell'Italia, cioè la fonte energetica, quella fonte energetica che precedentemente era stata quasi emarginata o disprezzata dal ventennio fascista. Quindi partirei con il primo contributo, apertura, storia di Mattei. Vediamo così a volo d'uccello quello che è stato lui e poi entreremo nel merito. Enrico Mattei appartiene alla generazione di chi si era fatto da sé, come altri imprenditori dell'epoca, come Mondadori o Rizzoli. Da verniciatore a soli 13 anni a garzone in una conceria, per poi diventare imprenditore nel settore chimico. Partigiano durante la guerra, diverrà successivamente vicepresidente dell'Agip e poi, nel 1953, fondatore e presidente dell'ENI. Enrico Mattei parte dal basso. Classe 1906, è figlio di un sottufficiale dei Carabinieri. Inizia a lavorare giovanissimo per aiutare la famiglia e a 26 anni si trasferisce a Milano per fondare una propria attività nel settore chimico. L'8 settembre 1943 è parte attiva della Resistenza, diventando capo di alcune formazioni partigiane del mondo cattolico. Fa parte del comando militare del CNAI e poi vicepresidente della Federazione Italiana Volontari della Libertà. Alla fine del conflitto, essendo stato parte attiva della Resistenza, Enrico Mattei è nominato commissario straordinario dell'Agenzia Generale Italiana Petroli, l'Agip, fondata nel 1926. Il regime aveva sottovalutato l'importanza del fattore energetico e questo ente, che molti ritenevano inutile, così che durante il ventennio era stato soprannominato Agenzia gerarchi in pensione. Nel dopoguerra anche le indicazioni politiche avevano valutato inutile il fattore energetico ed erano decisi per uno smantellamento dell'Agip. Mattei, non ha torto, è convinto del contrario, nella certezza che un'impresa petrolifera nazionale fosse essenziale per far fronte all'esigenza energetica di un paese che doveva passare da una tradizione agricola ad una rapida evoluzione industriale. Quindi prosegue le esplorazioni petrolifere già iniziate nel sottosuolo dell'Odigiano dall'Agip a Caviaga, ma non c'è petrolio, così come a Cortemaggiore nel Piacentino, ma trova il metano e qui inizia la grande rivoluzione industriale italiana. In breve tempo investe in una rete di 700 chilometri che serve ad approvvigionare buona parte della Valle Padana. Gli italiani all'epoca usavano ancora come fonte per cucinare e per il riscaldamento la legna ed il carbone. Era stata trovata una fonte energetica a basso costo che era indispensabile per lo sviluppo economico del paese. Per Mattei e per l'Agip il risultato è quanto era necessario per chiedere al governo un investimento di 14 miliardi. E ciò era frutto dell'intelligenza di un italiano ribelle che gestiva un ente pubblico considerato inutile e destinato alla sua liquidazione. L'Agip non ha futuro senza la collaborazione della politica. Non basta la capacità di Mattei a risolvere i problemi dell'ente. La politica tarda a capire, anche perché questa ignoranza emergeva da una classe politica che poca esperienza aveva nella gestione del paese. Per raggiungere l'obiettivo era necessario coinvolgere i governi, che non sempre erano in grado di comprendere la necessità dell'Italia. Mattei utilizza ogni mezzo per raggiungere un obiettivo che era essenziale. Così non esiterà a sostenere partiti politici e organi di informazione e quanti potevano essere utili alla causa. Dimostrata l'utilità del progetto per lo sviluppo dell'economia italiana, nel 1953 Mattei promuove la nascita dell'ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, che incorpora anche la vecchia Agip. Ma per proseguire nello sviluppo dell'attività, l'ENI necessita di fonti petrolifere. Nasce la politica estera di Mattei con l'accordo con i paesi che posseggono i giacimenti, quali la Libia, il Marocco, l'Iraq e l'Iran. Non compra più petrolio dalle 7 sorelle, come lui chiama le aziende petrolifere, ma tratta direttamente con i proprietari dei giacimenti, gli emiri. L'accordo innovativo che Mattei proponeva agli emiri arabi era il coinvolgimento diretto di questi nella condivisione dei profitti ricavati dai giacimenti al 50%. La politica di Mattei ha successo per l'ENI, ma solleva il malumore delle 7 grandi compagnie petrolifere, che sono abituate ad acquistare le concessioni e non dividere gli immensi utili che ne ricavano.
Così sono costrette ad offrire anche loro il 50% del profitto agli Emirati, costringendo a sua volta Mattei a rilanciare fino al 75%. Una vera e propria sfida alle 7 sorelle. Mattei viene criticato anche in Italia. Politici e industriali sono preoccupati per una limitazione dei finanziamenti statunitensi. Il progetto Mattei però è sostenuto da una parte della Democrazia Cristiana, la sinistra guidata da Amintore Fanfani. Una nuova sfida agli Stati Uniti nel contesto della Guerra Fredda arriva nel 1960 da Mattei, quando, grazie all'aiuto di Luigi Longo, ex partigiano e poi segretario del PCI, conclude il primo affare con l'Unione Sovietica, che prendeva gas e petrolio siberiano in cambio di prodotti e merci italiane. Questa apertura controcorrente successivamente darà origine alla Fiat sovietica, che produrrà la prima auto russa, la Ziguli, e la città che nascerà attorno alla fabbrica che prenderà il nome di Togliattigrad. Le manovre strategiche di Mattei alla ricerca di nuovi partner arrivano al Nord Africa, con il sostegno economico alla lotta algerina per l'indipendenza della Francia. Muore il 27 ottobre 1962. L'aereo su cui viaggia da Catania a Milano precipita in provincia di Pavia, a Bascapè. Il dilemma è incidente o attentato? La commissione di indagine conclude che si sia trattato di un incidente, ma successive ulteriori perizie dell'inchiesta 1994-2004 portarono ad una sentenza che conferma la tesi del complotto e affiora la figura inquietante di Graziano Verzotto, l'ultimo a salire sull'aereo prima della partenza da Catania. Con Mattei scompare una figura fondamentale per l'economia e la politica italiana, e così verrà meno l'idea dell'autonomia energetica italiana. Uno dei personaggi che si avvantaggiarono dalla sua morte fu Eugenio Cefis, braccio destro di Mattei e suo successore, ma è già iscritto alla loggia P2 ed è già sospettato di avere progettato un colpo di Stato. Ecco, questo in sintesi molto rapida, spero che i telespettatori siano riusciti a seguire queste mosse molto veloci della vita di Mattei fino alla sua morte, ma io chiederei al professor Meacci se ci vuole indicare quali sono state le tappe di Mattei nello suo sviluppo, qual è stato il momento fondamentale? Che, dal punto di vista del manager, che è stato grandissimo, la storia inizia con quando diventa commissario straordinario dell'Agip, che i politici del tempo volevano in realtà chiudere, a partire dal primo ministro, da altri, e lui lentamente, nel giro di alcuni mesi, capisce che invece ci sono delle prospettive per cui merita di essere mantenuto in vita. E la cosa più importante che ho, come dire, notato leggendo tutte le memorie e i libri che sono stati scritti a questo proposito, è che c'era una persona di cui questi libri non parlano, ovvero la nominano, ma non la indicano come decisiva ai fini dei futuri successi e delle future responsabilità che Mattei si prese, e questa è la figura del professor Boldrini, che era nato nello stesso paese di nascita che è mi sembra che si chiami Maffelica. E quindi si conoscevano per motivi inevitabili, dato il piccolo paese del centro Italia dove entrambi erano nati. Dopodiché Boldrini diventa professore importante di economia aziendale all'Università Cattolica prima e poi all'Università di Roma in seguito, e mantiene con Mattei una amicizia, una collaborazione permanente, al punto che entrambi acquisiscono incarichi negli enti o nelle aziende che dopo sono giunti a guidare praticamente insieme. Per esempio, per quanto riguarda l'Agip, Boldrini è nominato presidente e Mattei vicepresidente nel 48-53. E questo succede anche dopo che Mattei muore mentre è presidente dell'ENI, e viene appunto di fatto sostituito, probabilmente perché lui lo aveva indicato, viene sostituito da Boldrini di nuovo. Quindi c'erano fra questi due, Boldrini fra l'altro nell'epoca della Resistenza,
era il soggetto, credo, che a Milano lo ha introdotto e gli ha fatto conoscere altri grandi personaggi che parteciparono poi alla Resistenza e che spianarono a loro volta, apprezzandone i meriti, la strada a Mattei, che divenne quello che ormai noi col senno del poi sappiamo che è diventato. Quindi è un po' l'angelo custode, il consigliere di Mattei, Boldrini? Ecco, a me sembra di sì, anche se nei tutti i libri che sono stati scritti questo aspetto non viene sottolineato, mentre a mio avviso è la possibile ragione della fortuna che è sempre necessaria nelle carriere, specie quando si arriva a quegli elevati livelli di responsabilità. Quindi oltre che di bravura occorre sempre un minimo di fortuna e secondo me la fortuna qui era stata data dal ruolo che aveva acquisito in confronto di tante altre autorità che poi con l'arrivo della Repubblica diventeranno anche ministri eccetera, e che il ruolo che aveva lì dentro appunto il professor Boldrini, che dopo rimase sempre uno dei grandi amici, ma nel senso anche operativo del termine, di Mattei. Di questo io non ho trovato traccia nei libri che ho visto anche ultimamente, ma sono sicuro che fra i due c'era questo rapporto di reciproca amicizia, ma nel senso oggettivo del termine, cioè anche di competenze che si trasmettevano a vicenda, e che è stato all'origine della fortuna indemitabile che è necessaria per avviare una carriera così importante, che poi fu giustificata dalle grandi abilità di Mattei. Certo. E diciamo che una caratteristica di Mattei è quella di saper scegliere i propri collaboratori anche in altri settori. Questa è stata l'intelligenza, non ha centrato a sé il potere, cercava quelli che gli risolvessero i problemi. Andrea Rossi, vuole continuare lei in questo senso? Ma io devo dire questo, io ho avuto una fortuna immensa, nel senso che da 15 anni io sono nella direzione nazionale dell'Associazione Partigiani Cristiani, che è una piccola associazione rispetto all'ANPI, ma è stata l'associazione fondata da Enrico Mattei con la scissione dall'ANPI nel 1948. Io dicevo, ho avuto una grandissima fortuna che è stata quella di conoscere gli uomini di Mattei, cioè la generazione di quelli che erano stati partigiani bianchi e che erano stati la forza politica che lui metteva sul campo della neonata democrazia cristiana. Cioè, c'era stupore rispetto a quanto poco si è citato Marcello Boldrini, ma io manifestammo come associazione lo stupore che nella quasi totalità dei libri della Resistenza italiana Mattei è citato praticamente poco o nulla. Mattei era vice capo di Stato Maggiore del Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, che aveva la precisa delega di trovare i finanziamenti per i partigiani cristiani e per i partigiani in generale. Sì. Quindi era l'uomo che stava dietro alla parte economica, che era fondamentale, stava dietro un'altra parte fondamentale, che era quello del rapporto con la Chiesa, perché come giustamente poi lui disse nel discorso successivo alla liberazione, quello che venne fatto a Milano il 6 di maggio del 45, lui disse che chiaramente bisognava anche ringraziare tutte quelli che erano i piccoli sacerdoti delle piccole pievi della Lombardia, del Piemonte, che avevano dato ospitalità a tanti partigiani durante anche l'ultimo inverno di guerra. Quindi lui cosa metteva sul campo? Perché era da un certo punto di vista credibile? Perché era l'uomo che consegnò a De Gasperi nel 1945 la rendicontazione delle spese e dei finanziamenti avuti. Cioè lui portò sulla scrivania di De Gasperi il resoconto di cosa era stato ricevuto e come era stato speso. Quindi noi parliamo di questa persona, certo, e di questa credibilità, perché io che ripeto ho avuto questa fortuna enorme di conoscere chi erano gli uomini suoi, erano uomini che si fidavano ciecamente di Enrico Mattei, perché ne conoscevano l'onestà adamantina,
perché sapevano che era un uomo su cui ciecamente ci si poteva affidare. De Gasperi si fida di Mattei non in quanto Mattei, ma perché Mattei è l'unico che è credibile rispetto all'antifascismo nel nord Italia e non può contare su nessun altro se non lui, perché è l'unico che era stato tra l'altro preso, catturato dai fascisti, torturato, evaso dal carcere di Como, che era il carcere delle Brigate Nere di Como. Altro episodio che purtroppo già fra noi ce lo dicevamo, la parentesi partigiana di Mattei è una parentesi che è ignorata, sconosciuta, rimossa. Lui non è che compare come l'asso di briscola alla fine della guerra, come hanno fatto molti parvenu che poi si sono presentati perché erano dalla parte giusta. Lui è un uomo che è stato in clandestinità per 18 mesi. Lui è un uomo che è credibile nei confronti del mondo economico, nei confronti di quella che era la forza maggiore nel settentrione a quell'epoca, che era il mondo cattolico, ed è un uomo credibile nei confronti della politica. Quindi è messo all'Agip, non come successe per altri enti statali o parastatali, ma ci va perché ha dietro di sé il mondo dell'antifascismo cattolico del nord Italia. Senza quello probabilmente Mattei non avrebbe potuto mettere a frutto quello che poi è diventato. Ci tenevo a fare questa premessa perché, avendo, ripeto, avuto la fortuna, l'onore di aver conosciuto quelli che sono stati la prima generazione dell'ENI, che erano quasi tutti, come si diceva, persone di cui lui si fidava ciecamente, erano i suoi partigiani bianchi, la sua guardia del corpo personale era composta da ex partigiani dal fazzoletto azzurro. Non dimentichiamo questa cosa, perché la credibilità di Mattei si costruisce su questo e non su altro. Bene, bene. Allora passo la parola all'ingegnere Di Tella, che lei è vissuto, diciamo, ha vissuto, anche se più tardi, perché lei era ancora a quell'epoca, era molto giovane. Ci vuole la coesione tra quelli che lavoravano in questi ambienti, la capacità di collaborazione reciproca, di fiducia, perché questo è stato uno dei momenti, come diceva giustamente il professor Rossi, il momento di sviluppo di un'azienda che non ha avuto né precedenti né, diciamo, un esempio futuro. Sì, cioè io ho avuto questo privilegio, diciamo, da giovane ingegnere, essere assunto nella società del gruppo E, nella SNAM Progetti, nel 69. Febbraio del 69. Ecco, diciamo ai telespettatori, cos'era la SNAM Progetti? Allora, è un'invenzione. Diciamo, allora bisogna dire un po', bisogna parlare un po' di come lui aveva visto questa avventura che poi ha vissuto. No? Cioè lui non solo ha visto quello che era l'esigenza primaria di una società, di una nazione, no? Quello di avere un approvvigionamento energetico per svilupparsi. Questo era il punto di partenza. Ma non si è fermato lì. Perché diciamo che a fianco all'Agip, che era la società che doveva approvvigionare il petrolio, il gas, eccetera, che serviva al paese, lui nell'ENI ha inserito anche la SNAM, che è la società che poi ha distribuito il gas in tutta Italia, e l'ENIChem, la società che diciamo, era a valle dell'approvvigionamento, è quella che poi forniva tutti i prodotti chimici, l'industria chimica alla nazione. E la SNAM Progetti è la società di progettazione del gruppo. E accanto alla società, all'inizio la Saipem faceva parte della SNAM Progetti, poi si è scissa dalla SNAM Progetti e quindi è diventata una società autonoma, la Saipem, per tutti i lavori in mare. E quindi c'era questo, diciamo, questo coacervo di società, di gruppo, che faceva il gruppo ENI, perché questo era il gruppo ENI, che era in grado di partire proprio dalle materie prime e arrivare proprio invece ai prodotti di uso corrente con l'ENIChem, no? Quindi, ecco, sì, diciamo che la capacità di Mattei è partire da zero, anzi diciamo sì, sotto zero, sì, e riuscire a
solo in questo è un genio, a organizzare un'azienda così complessa che partiva praticamente dalla ricerca del petrolio e delle altre sorgenti diciamo energetiche e arrivava alla gestione dei pozzi, arrivava addirittura a costruire le macchine, a costruire, cioè essere una società innovativa e quindi dava servizio anche alle altre, alla concorrenza e soprattutto sui paesi dove naturalmente come la Libia era difficile poter gestire le proprie risorse. No, ma io ricordo che diciamo, ho avuto poi il piacere di partecipare a dei convegni internazionali in cui l'ENI presentava le sue competenze e diciamo, c'era proprio questo apprezzamento della capacità di questo ente di coprire tutte queste, perché in genere, cioè, a incominciare dalle grandi compagnie, le famose 7 sorelle, lì al di là del petrolio questi qui non andavano. Sì. No? Invece l'ENI aveva questa capacità di vedere la cosa di avere una visione globale delle cose, con una cura, diciamo, veramente, direi quasi maniacale, perché lui è riuscito a fondare un paese nuovo, Metanopoli, perché riteneva importantissimo che le persone che lavoravano nell'ENI dovessero avere anche una vita privata, agiata, degna, e quindi si è preoccupato di costruire un paese, Metanopoli. Certo, e quindi aveva una sensibilità nei confronti di chi lavorava all'interno, non solo aveva affrontato tecnicamente a 360 gradi la ricerca e la tecnologia per la ricerca del petrolio, delle sorgenti naturalmente energetiche, ma aveva a cuore chi lavorava con lui e anche gli altri. Perché poi vedremo più avanti, sarà vicino all'Algeria, che è ancora un territorio, diciamo, in mano, è una nazione ancora in via di formazione ed è un disastro, e sarà vicino anche a altri popoli dell'Est, ma dell'Oriente, ma in maniera diversa rispetto alle multinazionali. Allora, su questo tema proseguiremo a breve, lasciamo uno spazio pubblicitario e poi riprendiamo.